È una situazione un po' ambivalente o forse è una situazione che può essere utile oltre all'Italia anche all'Europa? Ma sì, bisogna agire su più fronti, bisogna farlo insieme, non bisogna assolutamente scegliere alcuni prodotti rispetto ad altri e non si deve fare soprattutto in maniera singola, lo si deve fare in un modo il più collegiale possibile, quindi ben vengano tutte le azioni che in qualche modo possano aiutare il nostro Paese a esserne fuori da questa situazione, aiutare l'Europa, ripeto, a non rimanere schiacciata tra due fronti pericolosissimi, la guerra commerciale da parte di Trump e una guerra con le armi purtroppo da parte di Putin. Per quanto concerne invece la sicurezza sul lavoro, una piaga che non sembra attutirsi, dov'è il vulnus, nonostante le regole ci siano, le prescrizioni ci siano? Ma alle volte le cause sono tante, allora noi pensiamo che bisogna assolutamente insistere su più fronti. Intanto abbiamo apprezzato le prime misure che il governo ha messo in campo, penso alla patente a crediti, a più ispettori, ma non basta, bisogna assolutamente estenderla anche ad altri settori, bisogna insistere con la formazione dei lavoratori ma anche delle imprese per creare quella cultura della prevenzione e del rispetto della vita nei luoghi di lavoro, ma non solo nei luoghi di lavoro. È una battaglia che noi non possiamo assolutamente perdere, dobbiamo continuare a mantenere alta l'attenzione perché un'impresa che investe in formazione ma investe su salute e sicurezza è un'impresa che qualifica se stessa ma qualifica il lavoro e soprattutto dà la possibilità a lavoratrici e lavoratori di poter tornare a casa e continuare a vivere il proprio progetto di vita. Il tonfo delle borse sembra qualcosa lontano dalle imprese, ma invece in Italia ha una causa immediata. Beh sì, il tonfo delle borse comunque preoccupa alla stessa stregua dei dazi, è una conseguenza in tanti casi dei dazi ed è per questo che non è il tempo della divisione, oggi è il tempo dell'esercizio di responsabilità a maggior ragione, bisogna mettere da parte ogni singolo particolarismo per concentrarsi e condividere percorsi, condividere soluzioni, fare in modo di rinforzare il nostro Paese all'interno di questo tsunami che noi assolutamente non vogliamo vivere. E dice non è il tempo della divisione per quanto riguarda le forze sindacali, CGIL e CISL e UIL, che relazione hanno in questo momento? Noi ci siamo ritrovati intorno appunto al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da mettere all'attenzione a maggior ragione il 1° maggio. Noi andremo a Casteldaccia in provincia di Palermo dove purtroppo sono morti 5 lavoratori lo scorso anno, ma lo facciamo come luogo simbolico per ricordare tutte le persone che hanno perso un posto di lavoro. Noi non abbiamo nessun preconcetto rispetto a lavorare insieme a CGIL e UIL, abbiamo sempre detto e lo ribadiamo, noi siamo sul metodo e sul merito, non ci piace fare azioni preventive rispetto a contenuti che non conosciamo, quindi non cambia, la linea della CISL resta questa.